Derubano una barca portavalori a Venezia armati fino ai denti. Alle 7 di stamattina il colpaccio in canale della Scomensera. Disagi alle poste, niente soldi per le pensioni. 2 sì e un no per il progetto ecosostenibile presentato per l'area di Veneto City. Secondo il sindaco di Milano ucciderebbe i negozi e le piccole realtà nel milanese. In arrivo ulteriori disagi per i lavori del tram in Piazzale Roma, a rischio la circolazione ed oggi la posa dei binari a Venezia. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. L'avete sentito dai titoli, questa mattina una rapina quasi da film. 3 banditi armati di Kalashnikov hanno rapinato una barca portavalori. Il problema è che quei soldi, non fosse per altro, erano destinati agli uffici postali, quindi molti anziani non hanno potuto ritirare la propria pensione. Sentiamo. Rapina con i Kalashnikov stamattina alle 7 a Venezia, in canale della Scomensera, dietro Piazzale Roma. Ad essere derubato un portavalori, il cui carico era destinato alle isole della laguna. I rapinatori, appostati con un barchino nel canale dietro Piazzale Roma, hanno tenuto d'occhio l'imbarcazione della Civis, che ogni mattina trasporta i soldi che poi vengono distribuiti a Venezia. Terminato il trasbordo, i malviventi sono saltati fuori da sotto il telo che copriva il barchino, armati appunto di Kalashnikov. Hanno disarmato e immobilizzato le guardie, portando via un bottino di circa 1 milione di euro. Il tutto nel giro di pochissimi minuti, per poi fuggire, sembra, in direzione Tronchetto. Aperta la caccia dunque da parte dei carabinieri e delle volanti della questura, che stanno battendo tutte le possibili soluzioni prese dai rapinatori, i quali avrebbero potuto fermarsi al Tronchetto, raggiungere San Giuliano, Tessera, Murano o anche il Cavallino. E i disagi non mancheranno, visto che i soldi erano destinati agli uffici postali del centro di Venezia e delle isole. Molti pensionati dunque si sono sentiti dire allo sportello che i soldi non ce n'erano e l'invito è quello di riprovare domani. E torniamo ad occuparci del Palais Lumière. Dopo il no del famoso architetto si preannunciano nuovi guai per il bilancio comunale. Sentiamo perché. Il no di Pierre Cardin costerà al comune circa 40 milioni di euro. È l'ennesima beffa dopo lo sfumare del progetto del Palais Lumière a Marghera, annunciato dal nipote dello stilista e imprenditore Pierre Cardin, Rodrigo Basilicati, ancora venerdì scorso. Il comune già contava di ricavare dalla vendita dei terreni dell'area interessata dal progetto circa 40 milioni di euro, ma queste risorse sembrano essere destinate ormai a non arrivare più in laguna. Uno scombussolamento del bilancio, secondo il sindaco Giorgio Orsoni, secondo cui la faccenda non finisce qui e attacca il Ministero dei Beni Culturali. A parere del sindaco, una parte di responsabilità del mancato avallo del progetto viene proprio da lì. Il Ministero infatti avrebbe considerato tali aree soggette a vincolo, mentre secondo il primo cittadino tale vincolo non ci sarebbe. Una città dunque che ora, come all'inizio, si divide in due circa il progetto e circa le colpe e i meriti, se vogliamo, per la mancata opera. Fra chi attacca il sindaco e il governatore del Veneto Luca Zaia, chiedendogli testualmente di prendere un aereo per andare in Francia a cercare di salvare il salvabile, e chi invece ritiene di non dover scaricare le colpe su Roma. Ma anche se c'è chi ancora ci crede, non ultimo proprio Luca Zaia, ad attenuare le speranze è l'avvocato di Pierre Cardin, secondo il quale l'architetto avrebbe completamente abbandonato l'idea. Il Palais Lumière, dunque, il palazzo della luce, sembra non la vedrà mai. E a proposito, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato l'ennesimo appello: Cardin ci ripensi. Credo che in queste ore, ha detto Luca Zaia, un po' tutte le parti in causa, a partire dalla regione, abbiano dimostrato a questo grande imprenditore, che ha portato il nome del Veneto nel mondo, che ogni sforzo sarà compiuto affinché questo straordinario monumento alla contemporaneità si possa realizzare. Queste dunque le parole di Luca Zaia, che appunto invita Cardin a ripensarci. Realizzi il sogno della sua vita, ci aiuti a restituire fiducia negli investitori stranieri, dia fiducia alla sua terra di origine che, glielo assicuro, è pronta a sconfiggere le odiose burocrazie romane per restituire a un grande imprenditore quel che merita. Queste dunque le parole del governatore Luca Zaia.
E voltiamo pagina e torniamo ad occuparci del tram. Al via da oggi la posa dei binari a Piazzale Roma e si preannunciano 2 mesi di passione con i cantieri aperti. Sentiamo quali disagi andranno incontro automobilisti e cittadini veneziani. Al via il cantiere a Piazzale Roma per la posa dei binari del tram nella parte centrale del terminal automobilistico. L'intera area, che verrà così transennata, costringerà i pedoni ad una circumnavigazione per raggiungere Piazzale Roma. I disagi, che dureranno circa 2 mesi, interesseranno anche lo spostamento di alcuni capolinea della CTV, in particolare quelli delle corse extraurbane, mentre invariate restano quelle urbane. I passaggi pedonali a Piazzale Roma saranno aboliti, così chi arriverà ad esempio dal ponte di Calatrava per andare a prendere l'autobus per Chioggia, oltre a dover fare attenzione allo spostamento del capolinea, sarà anche costretto ad un largo giro. La viabilità poi potrà subire quasi sicuramente dei rallentamenti, visti i cantieri a San Giuliano, sul Ponte della Libertà e a Mestre, dove in piazzale Cialdini sarà realizzato l'interscambio per i vagoni del tram. Insomma, un'estate di passione per chi dovrà continuare a recarsi a Venezia, anche se per Caffarsetti i disagi dovrebbero essere al minimo. Non resta che attendere settembre per vedere dunque il tram a Venezia. Ed al via il workshop dello UAV Wave 2013, oggetto del laboratorio internazionale e il porto, scusate, di Venezia. Sentiamo come hanno reagito anche gli studenti. Porto Marghera, l'altra Venezia. È questo il tema su cui verterà il workshop estivo dello UAV, l'Università di Architettura di Venezia. In occasione dei suoi 12 anni, il workshop estivo, da sempre esperienza unica in Italia, apprezzata all'estero, avrà quest'anno una veste particolarmente internazionale, che vedrà la partecipazione di professori provenienti da varie parti del mondo ed il coinvolgimento di 1800 studenti. Dimensioni vuol dire 30 docenti, per metà provenienti da 13 nazioni differenti, altrettanti dall'Italia, e un totale di 1800 studenti più un altro centinaio di studenti stranieri, il che vuol dire una massa enorme di persone che lavora contemporaneamente. Da qui parte il progetto ed è l'idea che degli docenti di differenti culture, perché le 13 nazioni vanno dal Sudafrica al Brasile, alla Cina, a molti paesi del Sud America, la Norvegia, eccetera, eccetera, quindi culture molto differenti, alla Germania, con esperienze anche di progetto molto differenti, e che tutto questo possa essere trasmesso agli studenti in un tempo concentrato. Le 3 settimane di progettazione, che si concluderanno con una mostra di lavori, i migliori saranno premiati da una giuria internazionale, avranno come tema il futuro di Marghera. In particolare il tema di Porto Marghera, che è una parte della città di Venezia assolutamente trascurata, diciamo figlia di un dio minore, nonostante sia una parte necessaria per questa città, proprio perché è stata la parte produttiva di questa città, la parte industriale, la parte del porto delle merci, quindi una parte del cuore pulsante, del cuore operaio della città. Ovviamente nel corso delle trasformazioni industriali quest'area è stata oggetto di molte dismissioni ed è oggetto di trasformazioni che sono trasformazioni in corso, ma che in fondo non sono ancora state pensate con un'idea generale. La particolarità, la difficoltà e l'interesse di lavorare su Porto Marghera è che la parte industriale non è totalmente dismessa, anzi va potenziata. La parte terziaria è in corso di trasformazione, la parte residenziale è una grandissima potenzialità ed è ancora minoritaria. Anche gli studenti sono entusiasti di questa opportunità. I workshop sono sicuramente un'ottima opportunità per conoscere professori e architetti provenienti da tutte le parti del mondo e avere con loro un'esperienza progettuale diversa da quella che di solito si avrebbe nel normale corso degli studi universitari. L'area di Marghera, che diciamo rappresenta un po' il futuro di Venezia, la nuova espansione di nuovo nell'entroterra, dove si progetterà al posto delle aree dismesse industriali di Marghera, che è un tema diciamo centrale
dell'ambito veneziano. È un modo per allacciare rapporti con professionisti provenienti da tutto il mondo, anche da realtà molto diverse dalla nostra, e anche con ragazzi che vengono a Venezia proprio per questa opportunità. E voltiamo pagina, il nuovo progetto di Veneto City che vi abbiamo presentato la scorsa settimana a favore dell'ecosostenibilità e dell'integrazione con l'ambiente ha trovato il sì di 2 sindaci su 3. Sentiamo quali. Ha trovato il sì da parte di 2 sindaci su 3 il progetto ambientalista, diciamo così, di Veneto City, che prevede una rivalorizzazione del territorio completamente inserito nel paesaggio padano, con un occhio di riguardo prima ad alberi e piante e poi l'inserimento sempre ecosostenibile a detta degli architetti e progettisti degli alberghi e delle altre strutture, metropolitana di superficie compresa. Un sì che arriva dai sindaci di Dolo e Pianiga, secondo i quali il progetto sembrerebbe aver finalmente preso la strada giusta. Maddalena Gottardo, sindaco di Dolo, si dice soddisfatta del progetto che finalmente pare andare incontro alle esigenze ecologiche ed ambientali che i precedenti progetti sembravano non avere. Un progetto, dice, con molto verde ed ecosostenibile, in piena regola con quanto contenuto nell'accordo di programma siglato dalle amministrazioni e sottoscritto dalla Regione. Il secondo sì dal sindaco Massimo Calzavara, fiducioso sul progetto che a suo avviso va governato e non subito. Il no però non tarda ad arrivare da parte di Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, secondo la quale nessun beneficio potrà arrivare da Veneto City, destinato a far morire tutte quelle piccole attività su cui si fonda la realtà milanese e non solo. Oltre ovviamente al noto problema del traffico che con questo progetto andrà ad intensificarsi nelle già molto trafficate arterie. Si attende dunque il 17 luglio, data in cui verrà depositato il piano urbanistico attuativo insieme ai documenti ufficiali. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 6 luglio a Spinea. Vivi con noi la tua estate. Con i negozi aperti fino a mezzanotte. Centri storici da visitare. Le band dal vivo in ogni angolo della città. E poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 6 luglio a Spinea. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Milano Summer Festival, dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto, prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo, sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. I got a feeling that tonight's gonna be Ben rientrati in studio, ora il nostro consueto sguardo all'area metropolitana. Nelle notizie di oggi parleremo di gemellaggi musicali, di record da battere e di movida da vivere con moderazione. Sentiamo. Silenziatore alla Movida di Mirano. L'ordinanza firmata dal sindaco Maria Rosa Pavanello e valida fino al 30 settembre impone di spegnere la musica alle 22 dal lunedì al giovedì, alle 23:30 il venerdì e il sabato, alle 22:30 la domenica. Le multe vanno dai 100 euro alla prima infrazione ai 500 se recidivi. Parcheggi gratis il sabato a San Donà di Piave. Il sindaco Andrea Cereser mantiene così la promessa fatta in campagna elettorale. L'obiettivo è di rilanciare le attività del centro storico, penalizzate dalle strisce blu e dalla concorrenza dei centri commerciali, dove si parcheggia senza pagare. Moda e industria contro la crisi è Mod Design, l'evento che fa dialogare studenti e imprese. Primo appuntamento dal 3 al 5 luglio a Treviso, sede del corso di laurea in design della moda. Ci saranno incontri con personaggi del fashion e dell'industria tessile, come Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin.
Al via Vittorio Veneto Victor sotto le stelle, 4 notti bianche con musica, spettacoli e negozi aperti fino a tardi, tutti i giovedì di luglio. Le adesioni dei commercianti sono altissime, anche perché non c'è alcuna quota di partecipazione. AS come comune hanno infatti deciso di coprire tutte le spese. Gemellaggio Terme e Fenice. Grazie ad un accordo tra gli alberghi e il Teatro Veneziano sono stati creati dei pacchetti comprendenti il biglietto d'ingresso a concerti e opere liriche più lo spostamento in laguna. La convenzione, promossa dalla Regione Veneto, sarà attiva fino a settembre. Padova cerca di battere il suo stesso record mondiale di spritz, raggiunto lo scorso anno con un brindisi di 2.731 persone. La nuova prova si svolgerà mercoledì 3 luglio dalle 18 alle 21 ai Navigli. Già 3.500 le domande di iscrizione, quasi scontato il raggiungimento del nuovo record. Tutte le info su spritzworldrecord.it. In concomitanza con la 55esima Biennale d'Arte, Palazzo Merati apre le porte ad una mostra di pittura piuttosto fuori dagli schemi, visto che fra gli artisti presenti ci sono Barbara Boucher, Franco Battiato e Regina Schrecker. Una bella opportunità anche per visitare un edificio veneziano poco noto ma molto ricco di fascino. Vediamo. Un interno come questo, tutto specchi, ori e stucchi, fa subito pensare a un'alcova. Poi si scopre che proprio tra queste mura, a Palazzo Merati alle fondamenta nuove, visse niente meno che Giacomo Casanova. Allora lo sguardo si carica di malizia e voluttà, tanto più che le opere portate qui da Gregorio Rossi, direttore del Museo di Arte Contemporanea Italiana in America, vanno a comporre una sinfonia di colori in omaggio allo spirito libertino del Settecento. Sono partito da curare padiglioni nazionali, sono partito da sponsorizzare padiglioni della Biennale e così via. E ho visto qualcuno che ha saputo usufruire di queste cose e quindi ha avuto un successo non solo di prestigio ma anche economico, no? Il fatto di essere in questa alcova, no? Che o per leggenda o per storia, ma poi non cambia nulla, non cambia, perché quello che conta è l'aura di questo ambiente. E si è prestato, all'inizio si pensava che fosse un grosso handicap questo palazzo, poi questa alcova, nessuno spazio alle pareti, e il gioco doveva essere proprio questo qui, no? Cioè usufruire di un ambiente dove i quadri non erano esposti come in una galleria, perché se devono essere esposti come in una galleria, tanto vale andare in una galleria. E infatti questa iniziativa si chiama Un salotto per l'arte. Ce la ricordiamo tutti così, provocante, bella e poco vestita, ma Barbara Boucher non è solo l'indimenticabile protagonista della commedia sexy degli anni 70. Oggi Barbara, dopo un periodo di intensa dedizione al fitness, dipinge geometrie coloratissime e sintetiche. Ma la pittura io, diciamo da bambina, io dipingevo e stanno tutti a casa di mamma. Poi ovviamente ho preso la strada del cinema e ho tralasciato la pittura. Poi ho preso la strada del salute e benessere. E poi questo è il terzo, questa è la mia terza fase della vita. Perché io devo sempre fare qualcosa di nuovo che mi piace. Quindi io cerco sempre nella mia mente che cosa mi dà stimoli, che cosa mi dà piacere, che cosa mi dà gioia. È uscita fuori la pittura della bambina e quindi ho ricominciato a dipingere. E nel boudoir di Palazzo Merati troviamo anche i collage di Regina Schrecker, ex top model e musa di Andy Warhol, quindi stilista e costumista teatrale. Un intenso rapporto, insomma, fra arte e moda. Beh, è molto stretto. Io per esempio ho studiato storia dell'arte, quindi vengo da lì. Poi ho sempre avuto rapporti con pittori grandi tipo Andy Warhol, no? Dalla Toscana, col suo misticismo luminoso, arriva invece Angela Crucitti, pittrice che tende a un'armonica astrazione.
La mia pittura si ispira al fondoro senese, che è anche bizantino e che chiaramente da Bisanzio è passato a Venezia e poi per il resto dell'Italia, e quindi è un ritornare, diciamo, a quei motivi, alle fonti della mia ispirazione. La luce data dal fondoro, che è la luce divina, che ha un suo significato simbolico molto importante, è stata una delle caratteristiche anche della pittura veneziana, e quindi mi sembra di ritornare a quelle che sono le origini della mia ispirazione. E al tema dell'oro, prezioso elemento alchemico sinonimo di sapienza, si ispira anche l'opera di Franco Battiato, una sorta di cancello per l'eternità. La Sinfonia dei Colori continuerà a risuonare nelle stanze di Palazzo Merati fino al 31 luglio. L'ingresso è libero. E sarà un'estate non troppo calda e molto stabile, grazie anche all'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, che appunto questa settimana porterà stabilità e bel tempo. Vediamo allora insieme le previsioni del tempo. Estate nuovamente protagonista grazie all'anticiclone delle Azzorre, che ci regala un clima gradevole e senza eccessi. Martedì 2 luglio, sereno, soleggiato e ventilato, valori termici in aumento, mare poco mosso. Mercoledì 3 luglio, irregolarmente nuvoloso, con piovaschi nella seconda parte del giorno. Temperature pressoché stabili, comprese fra i 17 e i 28 gradi, mare quasi calmo. Giovedì 4 luglio, variabile a tratti instabile, con alternanza di annuvolamenti, schiarite e precipitazioni, anche a carattere di rovescio in mattinata, valori in calo, mare calmo. Venerdì 5 luglio, caldo e soleggiato, con leggero rialzo termico. La marea di martedì 2 luglio è normale, la massima alle 19,25 55 cm, la minima alle 12 15 cm. E oltre 300 bambini alla scoperta delle relazioni e dei legami che fanno diventare buoni cittadini. Era il tema del GREST 2013 di Fossò. Vediamo che esperienza è stata nelle immagini della nostra copertina finale, con cui vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. E mi stupisco se però cosa c'è, il tempio splende già come splendeva tempo fa col viaggio super cosa succede? Io voglio svegliare la squadra che canta più forte insieme, ora non sta i quattro isole, divento come se restasse sempre qua, l'antico con la tua novità, amici super troverò. Fate attenzione, questa è la missione, torna ammazzata, ora crescerò. Regalerà legami, e allora
strano, io ne vedo